presenta la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce prestampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'Hotel Ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'Hotel Ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Sabato 19 e domenica 20 giugno alle ore 13 presso gli impianti sportivi di Campese, secondo Memorial Elena Bonin, torneo di calcetto a 5 non stop per adulti e bambini. Durante l'evento panini de fiore e birra a fiumi. Durante la manifestazione saranno presenti schermi televisivi per non perdere i mondiali di calcio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sport e gastronomia non stop fino a domenica notte. Presso lo stadio comunale di Abano Terme si è svolto il triangolare di calcio tra Guardia di Finanza, capitanati dal maresciallo Giorgio Romero, accolti da un roboante elicottero che ha salutato i giocatori ed il pubblico presente. Ex arbitri e VIP, capitanati da Edoardo Soldo, velino di Striscia alla Notizia, il tutto a sfondo benefico per aiutare i bambini malati di leucemia. Armenio Vettori abbiamo intervistato alcuni VIP, alcuni non VIP, tutti quanti hanno a cuore l'AIL di Padova in qualche maniera. Vuol dire che state facendo tanto baccano e tanto lavoro. Ma io dico che 35 anni di attività, perché quest'anno sono 35 anni che l'AIL opera, va bene, si vedono i risultati particolari è che si è arrivati all'80% di guarigione, non è sufficiente, dobbiamo arrivare al 100%. Ecco che tutti quanti hanno a cuore, come tutti noi, come voi avete a cuore queste partite, perché servono a potenziare e a finanziare la ricerca. Dobbiamo debellare la leucemia e questo grazie a tutte queste persone che sono in campo. I nostri microfoni si sono soffermati sì sui VIP dello spettacolo, ma abbiamo voluto sentire le emozioni di coloro che VIP non sono, ma si impegnano nella vita di tutti i giorni tra problemi di bilancio familiare e pensieri che condividono tutte le persone tra virgolette normali. Ma ciò che li rende persone eccezionali è la voglia di mettersi a disposizione di chi ha veramente bisogno di concreta solidarietà. Una bella giornata di sport, indipendentemente dal corpo, perché è un corpo di quelli che fai, la gente dice Guardia di Finanza, aia, non è così, siete uomini normali, avete voglia di far del bene anche voi. Sì, speriamo insomma che vada bene, più che altro lo scopo è per beneficenza, speriamo insomma che la gente che viene si diverta e ci divertiamo tutti. Siamo qua a Abano, tu da dove arrivi? Da Manduria, provincia di Taranto. Quindi tanta strada, tanti chilometri. Parecchio, sono già 2 anni che faccio servizio a Pieve di Sacco, mi trovo bene. La sofferenza aiuta ad aiutare.
Ah, certamente, è una condivisione più che altro. Guardia di Finanza contro gli arbitri. Sei un appassionato di calcio intanto. Certamente. La squadra del cuore. La Juventus. La Juventus. State soffrendo un po'. Quest'anno sì, purtroppo non è andata bene quest'anno. Speriamo che vada bene. Oggi sicuramente chiunque vinca o chiunque perde, la vittoria è assicurata, visto che si fa del bene. E certamente la beneficenza è importante. A coloro che dicono Guardia di Finanza, sai, è un po' un corpo di quelli che fa pigliare paura, no? Siete persone normali che avete a cuore le sorti dei poveri bambini come tutti. Certo, la Guardia di Finanza è sempre sul territorio, presente anche in queste situazioni. Portiere GDF, mi piace portiere GDF, fa sborone, Fa un bel effetto, sì, un po' più sborone, un po' più simpatico. Un po' più simpatico, esattamente, sì. Perché poi dopo non siete un corpo antipatico, siete un corpo che comunque mette delle regole. Sicuramente, abbiamo delle regole da far rispettare e bisogna farle rispettare nel modo migliore, ovviamente. Ci fossero più regole per tutti, forse questi bambini non avrebbero bisogno. Va bene che venite qua per fare del bene dei bambini, ma ci fossero più regole per tutti, forse questi bambini avrebbero sicuramente più chance. Sicuramente le avrebbero, solo che appunto purtroppo a partire da noi adulti tante volte non le facciamo rispettare e siamo noi, soprattutto quando siamo in campo, che dobbiamo farle rispettare. Vogliamo dire ai nostri telespettatori che comunque chi froda lo Stato non è che froda lo Stato e si è furbi, si froda lo Stato, forse si frodano questi ragazzini qua. Assolutamente sì, infatti noi dobbiamo cercare di fare il massimo per fare rispettare le regole a tutti, ecco, questo è l'importante. Un processo culturale. Esattamente. Oh, buone parate. Grazie. Viva GDF. Viva la Guardia di Finanza, evviva. Prima con il portiere si commentava insomma, lo spessore di queste competizioni, no? Che vanno per far del bene ai bambini malati di leucemia. Ci sono anche tanti altri tipi di malattie, che sono malattie rare, mi viene in mente. Se tutti facessero il loro dovere, se tutti pagassero le tasse, vogliamo dare questo messaggio che forse non ci sarebbe bisogno di queste manifestazioni, o se le fareste per pro bono vostro, per divertirvi, senza avere quel rancore dentro, quel dispiacere, che sono bambini che soffrono. Sì, è vero questo. Comunque, al di là di fattore, diciamo, tasse, cose, penso che sia importante anche la sensibilità delle persone di fronte a determinate appunto malattie gravi che sembra che tocchino sempre gli altri, ma potrebbero toccare anche a noi prima o poi, perciò mi sembra giusto cercare di debellare al più presto. Insomma. Voi penso che siete colleghi di varie caserme? No, è solo della caserma di Padova, siamo della Guardia di Finanza di Come Padova. avete fatto a trovare 11 giocatori insomma, che sappiano reggere il campo? Beh, oddio, chi più chi meno giochiamo a livello amatoriale, comunque siamo in 200, perciò insomma, per la gente a casa, per chi tifa lei? Per chi tifo oggi? No, perché tifa nel campionato. Inter. Grande tripletta allora anche io. Beh, insomma, facciamo un augurio alla nazionale di calcio proprio in questi momenti in Sudafrica. Cosa pensa che faranno? Diciamo che non sono molto ottimista, però anche altre volte siamo partiti un po' pessimisti e alla fine abbiamo trionfato, perciò speriamo che succeda ancora. Una bella esperienza anche per gli arbitri, che da controllori della partita si calano nei panni di controllati. Se poi l'arbitro è una bella ragazza. Visto una terna, il quarto uomo ce l'avete? Sì, c'è, si sta cambiando e arriva. Ma è sempre uomo? No, sempre donna. La quarta donna. Avete bisogno della moviola oggi? Meglio. Moviola in campo? No. No, ce la caviamo da soli. Una bella giornata pro AIL. Esatto. Vi auguriamo buon lavoro. Grazie, altrettanto. Cosa farà l'Italia mondiale? Ma io spero bene, il meglio possibile, però non si sa, vincere il mondiale due volte di fila è un'impresa, però intanto tifiamo Italia. Questa passione per l'arbitraggio da dove salta fuori? Ma è nata casualmente, sbattendo addosso al manifesto di dello sponsor per fare l'arbitro, insomma, e ho provato e mi è piaciuto. Buon fischietto. Grazie. Allora ragazzi, mi dispiace interrompervi mentre vi fate la foto. Chi è che vuole rispondere? Non occorre essere VIP per far del bene. Assolutamente no, anche perché noi non credo che siamo proprio VIP. Voi siete arbitri. Siamo arbitri, persone normalissime. Quindi persone normali che fanno del bene, la cosa mi piace. Questo è vero. Non occorre essere nell'isola dei famosi, insomma, per poi dopo poter portare a casa qualcosa per questi bambini malati di leucemia. Assolutamente, no, siamo contenti di essere qua per dare una mano nel nostro piccolo, ma speriamo di darla. Forse la gente che è abituata a non vivere negli allori capisce di più forse le sofferenze. Assolutamente, così. Forse gli arbitri, allora cosa pensate della nazionale italiana? Ma speriamo che vinca il mondiale.
Speriamo. Cassano? No comment. Faccio prima una foto a lei per vedere lei chi è, perché Poi lo mette sul database. Non sei della Guardia di Finanza? No, però piacere. Nicola Argesi. Piacere Alessandra. Capitano? Allora si diceva, non occorre essere dei VIP per fare del bene, è una sorta di gioco, se poi ci sono i VIP che si mettono a disposizione tanto di guadagnato, però forse la gente che è abituata a volare basso sa che ci sono difficoltà importanti, come nel caso delle leucemie infantili. Certo, infatti si può scherzare su tutto tranne che sulle malattie dei bambini, però noi siamo assolutamente disponibili, lo siamo sempre stati e credo che questo serve anche come un momento di riflessione, poi se si riesce in modo pratico a fare del bene credo che sia un atto civile prima che tutto il resto. Questo è fuori discussione, visto che siamo in periodo mondiale, cosa pensiamo di questa nazionale italiana? Ma guardi, gli arbitri fanno sempre il tifo per la nazionale a prescindere, poi noi siamo inguaribili ottimisti, per cui speriamo sempre che la nostra nazionale faccia il meglio. Molti i VIP per la partita del cuore organizzata da Event di Franca Lovisetto, come Max Parodi, Marco Bellavia e Daniel Ducré con il figlio Michael. Può fare un sacrificio della Francia per venire qua anche per sostenere l'AIL? Ma non è un sacrificio, è anche un onore venire qua e poter contribuire a una storia di questo genere, bellissima. Tu sei anche un nobile, diciamo, cioè in qualche maniera, però non hai la puzza sotto il naso. Ma mai avuta? Che essere nobile non è un titolo, è nel cuore, o lo siamo o non lo siamo. Sei un grande. Adesso se tu mi dici che io sono nobile mi fa molto piacere. Sicuramente lo è. Però ti dico veramente, tutti quelli che sono qua sono nobili perché vengono qua a darsi della loro persona per una causa molto buona, dunque sono tutti nobili oggi. Quindi buon calcio a tutti. Per chi ti farai i mondiali? La finale che preferiresti? Francia-Italia, come no? Non hai rigori? No, però sinceramente il mio cuore rimane in Italia, dunque tifo molto più per l'Italia. Presente anche il pilota padovano Giorgio Pantano, il pugile Loris Tecca, il lottatore Vincenzo Maenza e tanti altri VIP. Fuori dal rettangolo di gioco, a tifare abbiamo avvicinato alcuni nomi famosi. Un momento per fare del bene anche per gli attori. Certo, è bellissimo, è molto caldo, però siamo qua molto volentieri perché poi tra l'altro siamo tutti amici e tra l'altro il mio amico è morto da poco di leucemia, quindi realmente per me è importante, ci credo tantissimo e lo sento ancora più delle altre volte. Prima con Merola dicevo che tra i VIP ci sono alcuni VIP che non sono tanto VIP, o meglio, quelli che si sono fatti un po' il mazzo durante gli anni per essere qualcosa, per poter portare qualcosa di loro. Oggi pare che l'arte della televisione fagociti un po' tutti, anche i meno famosi diventano famosi, basta avere un po' di... Sì, dici bene, perché la televisione adesso crea tanti personaggi attraverso i reality che durano magari 1 o 2 anni così. Io ho iniziato nel 97 con Monel, il grande Tinto Brass, che saluto, che tra l'altro è stato non tanto bene in queste zone. Proprio a Bassano. È a Vicenza, adesso è ricoverato, è in ripresa perché sento la figlia tutti i giorni. Quindi io faccio il mio percorso, ho fatto più di 20 film, a volte fai queste partite, trovi questi nuovi di colpo, ma va tutto bene, andiamo avanti. Saluto da Max Parodi. Claudia Parodi, insomma, si staccano i motori, si viene qua a Abano per vedere più che altro il marito, penso. No, perché è appassionata comunque di sport in generale, anche di calcio, poi sono tutti amici perché ci troviamo spesso, gruppi di sportivi, di gente della TV, dello spettacolo, insomma, e quindi è un motivo anche di vacanza. Alla Guardia di Finanza ho fatto una domanda che poi in qualche maniera la riallacciamo con quella dei VIP. La Guardia di Finanza dice: se tutti facessero il loro dovere, non imboscassero il grano, forse questi bambini avrebbero soldi sicuramente per poter ampliare la ricerca. Ai VIP ho detto la stessa domanda, riversa in altra maniera, che tra i VIP per fortuna ci sono dei VIP che sono meno VIP. In 4 parole, non sono del Grande Fratello, non hanno fatto 6 mesi di tugurio per poi dopo diventare dei grandi. C'è gente che 20 anni che lavora. È il mio caso, quindi io un po' vivi in ode. Ecco, io ti posso assicurare che ho sempre lavorato
seriamente, anche se ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione nel mio lavoro, la mia passione per i motori. Infatti ho corso anche in macchina proprio perché ce l'ho un po' nel sangue, però ho sempre cercato di farlo con grande serietà, perché credo che comunque mi devo ritenere una privilegiata perché faccio questo lavoro, ma non per questo devo ritenermi nella possibilità, nel diritto di dover magari non pagare le tasse, perché comunque fa parte anche questo del sistema. E quindi, come hai detto giustamente, è anche giusto che attraverso magari certi contributi possiamo aiutare dei bambini che soffrono, come in questo caso. Vogliamo lanciare un messaggio ai ragazzini più che altro, nel senso che bisogna sempre lavorare, perché tanti dicono guarda è inutile farsi tanto il mazzo, poi tanto alla fine basta 3 giorni, 4 di Grande Fratello, dei famosi e diventiamo dei big, insomma no. È un controcultura sbagliato. No, non sono d'accordo, io credo che invece sia importante che proprio i ragazzi capiscano che è col lavoro, è con la fatica, è con la crescita professionale che si arriva da qualche parte, e non con i reality e non con tutto il resto, perché gli si fa sempre poca strada invece. L'ultima domanda, la Ferrari? La Ferrari purtroppo ci sta facendo un po' soffrire in questo momento, ma credo che, come ha detto il team manager della Ferrari Domenicali, con qualche idea nuova, la macchina c'è e questo è importante. Il motore anche, devono solo trovare qualche marchingegno come ha trovato la Red Bull o le altre squadre per poter essere competitivi al 100%. Insomma, mi ricordo campione europeo di bodybuilding, insomma, storia vecchia, però insomma sempre in forma, sempre voglia di fare del bene. Sto sempre bene, sono in forma, mi mantengo, l'importante è essere qui per solidarietà, per fare una cosa importante per gli amici dell'AIL e per i bisognosi di Haiti, quindi siamo qua molto molto felici di essere qui per dare il nostro piccolo apporto anche a questi che non hanno veramente bisogno. Per gli amici di Striscia che non ti vedono da qualche tempo? No, per gli amici di Striscia ho portato, ieri sera c'era Morello, insomma abbiamo una rappresentanza anche qui, quindi siamo molto contenti, li vedo ogni tanto, gli mando qualche servizio da Santo Domingo dove sto lì per un bel po' e ci divertiamo, dai, l'importante è essere qui sempre per divertirsi e fare del bene, è il massimo. Sempre a tutta? Sempre! Insomma, qua a Abano si trova anche Eva Engel, bellissima come al solito, sei con la famiglia. Sì, sono con mia figlia, uno dei miei figli, perché ho 3, e con mio marito. Ecco, oggi è una giornata per far del bene ai bambini, insomma, le creature contano. Sì, sicuramente, anche quelli poveri meno fortunati di Cici, che è molto amata, e bisogna essere presenti e cercare in qualche modo anche nel nostro piccolo aiutare. I tuoi prossimi impegni? Guarda, adesso sto girando un fiction per la televisione di 4 puntate, sono a termine delle riprese, mi mancano 8 giorni, poi vacanza. E lei prenderà le tue redini, visto che vuole tanto bene al microfono? Sì, e lei come vede un microfono prende e comincia a... Auguri, buone cose. Grazie, anche a voi. Oggi qui a Abano, Valerio Merola, insomma, una buona causa, bambini malati di leucemia. Padova porta un'eccellenza, l'80% dei bambini riesce a guarire, grazie alla ricerca. Sì, io sono sempre disponibile quando ci sono iniziative che hanno a che fare con questi nobili scopi, ovviamente compatibilmente un po' con gli impegni, però è anche vero che uno gli impegni in qualche modo riesce a organizzarli, magari facendo dei piccoli tour de force, però quando c'è una cosa importante da fare bisogna farla. Io sono felice di essere qui perché penso che in generale la ricerca e in particolare quella per le malattie dei bambini sia da sostenere in tutti i modi, e poiché anche per la situazione mondiale, economica, della crisi ci sono sempre più difficoltà per aiutare la ricerca, attraverso anche le iniziative come queste si può stimolare questo veramente scopo assolutamente non solo nobile ma utile per tutti noi. A due parole mi viene un'altra domanda, è l'ultima, poi ti lascio. Tra i VIP è bello che ci siano anche VIP e un po' meno VIP. Guarda, io sono il meno VIP di tutti, nel senso che mi vedi come sono così nella vita, come lo sono in televisione, come lo sono da 25 anni modestamente di carriera. Insomma, io non vengo dai Grandi Fratelli, con tutto il rispetto, dai programmi nati dal nulla, di personaggi che magari fino al giorno prima facevano tutt'altro. Io ho fatto la mia gavetta tanti anni fa, lavorando, faticando in una televisione privata, facendomi cosiddette le ossa, e poi mi ha notato allora, tanti anni fa, Pippo Baudo, e mi ha portato in Rai.
E credo che sia questo un po' il percorso che dovrebbero fare un po' tutti, no? Quando mi chiedono che consigli dai, ma il mio consiglio è quello che bisognerebbe studiare prima di tutto per fare la carriera artistica, cioè se si vuole fare l'attrice bisogna studiare la recitazione, se si vuole fare la cantante il canto, il ballo e la danza, insomma, e una volta che si hanno oltre al talento naturale anche affinate le doti con lo studio ci si può presentare ovviamente sul campo diciamo del lavoro. Purtroppo spesso non è così e questo, per riagganciarmi al tuo discorso, questo fenomeno diciamo di chi non ha una preparazione, una gavetta che immediatamente ha un minimo di popolarità provoca quello che dici tu, che li fa sentire magari a qualcuno di questi un po' VIP, un po' superiori, quando in realtà insomma non ne avrebbero neanche i numeri per essere. Quando lo si è veramente professionisti si è semplici esattamente come penso stai vedendo tu in questo momento. Idris è sempre bianco-nero. Fortemente bianco-nero, sempre più bianco-nero, lui è in nero. Oggi insomma chiunque partecipi, oggi è una vittoria. Ma la vittoria comunque sarà un successo per i bambini, questo ed altro. Noi sono cose che facciamo, ma lo facciamo con trasparenza, lo facciamo volentieri col cuore. E ovunque ci chiamano per fare queste robe qua è un'operazione smile, un'operazione di simpatia, un'operazione del cuore, ma veramente del cuore. Un po' manca la tua graffiante polemica nelle partite, non ti vedremo mai anche su Sky, non lo so. Se tu paghi il canone mi vedi, al di là della battuta. No, a parlare di calcio devo dire la verità, non è che mi interessi molto, sono cresciuto, sono maturato, alla mia veneranda età mi piace parlare di cose serie, non faccette, anche se il calcio è una cosa seria. Marzia Magagnin, Padova, politiche sociali, insomma, in qualche maniera abbraccia proprio l'evento di oggi, l'evento odierno, tra VIP, guardia di finanza e arbitri. Insomma, la politica deve stare in qualche maniera a braccetto con questi eventi. Sicuramente le istituzioni non possono mancare, soprattutto se tutto il beneficio di questo evento organizzato in tale dimensione va a favore dei bambini leucemici. Una realtà esistente che chi prova conosce direttamente e di cui sa l'importanza e per cui l'istituzione deve essere vicina sicuramente a queste persone e a questi casi. Padova per certo qual verso è un po' un modello a cui ispirarsi in tutta Italia se non in tutto il mondo. L'80% dei bambini fortunatamente grazie alla ricerca riescono a guarire. Sì, noi viviamo in una realtà fortunata, il Veneto in generale, Padova è una città all'avanguardia anche per la medicina, questo però deve servire anche in una prospettiva non tanto di primato per sé ma per esportarla agli altri. Di sicuro non abbiamo confini per quanto riguarda la malattia, i bambini in particolare, e questa è una malattia che colpisce proprio i minori, i bambini, e quindi tocca profondamente tutti quanti. Le istituzioni quindi hanno il dovere di porre attenzione a questo e mi congratulo per l'evento e chi ha organizzato tutto. Grazie. Franca Loisetto, Event, produzione di grandi eventi, oggi un bel evento a favore dell'AIL con tanti VIP, ma VIP anche importanti, di quelli che non se la tirano. Infatti hai visto, ci siamo riusciti, è stato impegnativo, però tutto sommato è andato direi super bene. Tanta gente, tanta partecipazione, ho visto un colore particolare, insomma questi eventi dovrebbero essere comunque implementati in qualche maniera. Bisognerebbe sì, anche perché fare del bene alle persone, specialmente ai bambini, sai più di me che è una cosa stupenda, anche perché avendo figli sappiamo quanto sono importanti. Il caso della partita della solidarietà è stata di oltre 10.000 euro. Visto i tempi non ci si può proprio lamentare.